Noi siamo un'associazione che si interessa del suo canto campiranesu ed è uno scantano che si abbiamo in noi può cantare, può allenare in un vago. Su canto che fa noi è la moda campiranesa e sta in maniera che imparano in su Cave Bascio, in Campidano e su Sulcis. Tenere una tradizione manna de anni e anni su manco ci punti documenti su de fine 800 e quindi è una storia che si chiusa una risaici. Come ti cantavo sa nostra è una poesia improvvisata e stanno che tutti i cantatori quando intervenenti in sa cantare prima di intervenire pensano su chiesti sa forma metrica che deve imparare che è normalmente un narodo su mutetto su mutetto c'è due tipi su una forma più facile che è su verso su che intendi in sa versata che usa fai e su mutetto lungo che è una cosa mera più complicata che si impara in isgaras dei professionisti in il palco e noi normalmente non facciamo garas a mutetto lungo e poi c'è troppo tempo se voglio spiegare quindi oggi che stiamo del su verso e cantamos a versos e quindi è sapere come è fatto sul verso normalmente in sa gara partecipano 4 cantatori sul numero giusto e questo uno cantatore comincia canta su mutetto e su mutetto narra su chiaressi l'argomento della gara esatto sono docenti prima ad intendenti dei 78 quando tu cantara devo pornare in sa versata a pa cominciare di questo fueddos c'è un udiccio che narra sogu bolidi sa parte sua chi uno intende comprende su che bolinai sogu sa parte sua su udiccio però sa particolarità del suo canto nostro è che questa frase è una metafora e taresti questo che si unendi in senteri che cantavo che sa cantare andare in antisi sarà comprendita bolluna idea esatto collega anta interveni anta cercare di comprendi anta a provare a andare sempre in poesia a seguire su discorso che ha cominciato Deo però è una poesia poi è una poesia poi su mutetto è basato è una struttura metrica quindi devo pensare questa questione del sudicio del sogu e dopo pensare in due versi due scrivo è più chiaro c'è uno dicio che narra sogu bolidi sa parte sua questo è ciò che ho pensato poi vai su mutetto dopo cercare a tutti i versi su che rimetti con i gusti quindi ua e arara e dus devo pensare sempre tutto improvvisato poi nai someri mancai a sagua d'ogni adire imparara questa è sa sterrina bolinaica funti due versi che fanno un'immagine poetica che non è però capiata a su chi è sa rima che è l'argomento sul messaggio che vogliono ma è un'immagine che può essere un'immagine poetica quindi può essere una citazione storica, geografica quindi il risultato è questo che ha pensato due versi prima questo adesso che bollunai sul messaggio che bollunai scantarorisi e due sappo
nareus a carragiaus, con a tutti che riminti, che dorrinti. Questo è ciò che tengo in mente. Quando tu scanto, appannai, prima sa sterrina, someni manca sa cua, donni adini imparada, someni manca sa cua, intervallo di chitarra, someni manca sa cua, cesti non dicio che narada, sogo boli sa parte sua. Altro giro, donni adini imparada, sogo boli sa parte sua, cesti non dicio che narada, e questo è un mottetto intero. Agora satto chi sigidi, satto cantatori e tarafai. Allora pensai una risposta, chi dorridi. Poi diresti, non riuscivo, un uomo chiesto, un uomo attento ad agattare donne a pinnicca, ponnai. E sti sighendi, uno scanto girus, e a Savini devo dichiarare in sotto un mutetto che lì è questa metafora che si cura a pallas di questa metafora. Che lì è questa realtà di Nareus. E sapona, può essere pari complicato, però uno a Savini che ascolta, che si abitua, bese in automatica, sia da sa composizione del mutetto, sia da a seguire sa forma della gara. Deu sono 10 anni che mi sono accostato a questo mondo della cantare. Casualmente, sto contento che avevamo in un'associazione culturale in Castello e ebbene un amico che studiava etnomusicologia ha portato cantatori e ha spiegato come funziona il mutetto e sa cantare. Per me non fa cosa nuova. Poi a Pipì o a Piccioccheddu mi capitava in Sant'Anna Resi, in Tolara, de biri scantaroisi. Che però mi pareva una cosa abbastanza esotica, non comprendiamo nulla. Pago della lingua e poi pago ancora del suo discorso poetico. Però una volta che mi danno a spiegare come funzionava questa gara, si stava aperto in un mondo e quindi mi sono appassionato sempre di blues, sia da studio della lingua, sia da studio della poesia. È una cosa ha reso che c'è dedotto in questa poesia, c'è sa retorica, c'è sa questione più tecnica della rima, della metrica, però c'è una questione di comunicazione commente in tutta questa vita umana. C'è su cantatori che si impone di può essere aggressivo, c'è su cantatori più riflessivo, su naturali, su cantatori besi da pillo e fino a questa profondità di questa cultura, del suo pensiero. E quindi è un mondo appassionante. Se uno entra e tiene sul minimo necessario per comprendere come funziona, è facile che non debba sapere di questa passione. Peccato che il problema più umano è poi spicciò cos'è la lingua, penso. A parte fino a se non pago conoscenza della cultura sarda, ma scamenti della lingua. E spero che sa regione faccia qualcuna cosa può dare a far entrare questa prima volta sa lingua in sa scuola. È l'unica maniera perché questo mondo non si morge. Si samenti non piga sa fua, doni a di somini impararà, doni a di somini impararà. Si samenti non piga sa fua, la vai ca uno dice un'arara, sono bolini sa parti sua. La vai ca uno dice un'arara.
Buonasera a tutti, io sono Antonello Tuveri di Carbogna. Nuda, tengo questa passione per questo canto, poi di essendo picchetto ci fu la buona di mio babbo che cantava in diversi modi, a versus, a repentina, a mutetto, a ottava, e quindi devo pure a proseguire quest'arte che mi piace di me, e peccato che ci sia questo giovane che non dovete seguire. E nuda, è una passione che me la piace a coltivare, poi è un peccato che si sia perdendo. Gli appassionati sono sempre più spagos, i garas sono sempre più spagos, i giovani del mondo sono solamente un po' altre cantadas, un po' altre cose, più moderne. Però devo dire che si punti seguire su dei blues, in su senso che mancai nelle scuole a insegnare questo tipo di canto nelle scuole. E mancai, ahí ci riesce in un vaghetto, secondo me. Niente, devo è capitato diverse volte, essendo picciochetto di 15-16 anni, andai con un sapone mio babbo, in con un brano, in con uno spuntino. Onde si varianta questa scantata, questa versata, sempre in poesia, improvvisata. E quindi a pago, devo ci sono posto in mezzo, e che una cantata abbiamo fatto. Poi c'è stato un periodo che abbiamo abbandonato, e poi grazie a un amico che è forte, poi questa cosa, e tiene una passione immensa veramente, ha potuto ripigliare dei guru di Aici. E mi piace, ogni di peganto, mi piace sottava, mi piace repentina, costume di fare che non arrogo puro, mi piace cantare a verso, mi piace cantare a canzoni, improvvisazione, mi piace l'improvvisazione soprattutto, e questa poesia sarda tutto in genere. Oi muro a cantau in questo canto che non è sti gioco, in questo canto che non è sti gioco. Oi muro a cantau, devo spero che questo non sia da uno ufficiale. In questo canto che non è gioco, non sia da uno ufficiale, devo spero che questo accompagno i cantori sardi, vanno in giro in tutta la Sardegna, ma penso che siamo spicciocchetti, non lo so sprasci di metà a metà. Secondo me andare a una scuola quando non mai sto bravo e cercare di imparare bene su sardo che stiamo. Buon Arcao per esempio c'è una fonte parente a scrivere su sardo che stiamo pure. Manta una borsa cira su Cianavara. Resta un maestro di Sant'Ade che non mi ricordo il suo nome. Purtroppo su canto sardo pure è in decadenza. Non c'è in aggiuto. Era la girare dei Bruso, penso. Penso di questa ragione pure che c'è chi ci vuole da giuro. E niente.
mico sempre si scali ogni addiccio da regione, penso che gusto non sbagli. Sempre fatto in proporzioni, penso che gusto non sbagli di ogni addiccio da regione. Tengo 74 anni. Vivo e nasco a Perdages. Appassionato della poesia sarda, da quando tenevo 10 anni. E primos a ricordo si cominciare a cantare canzoni. Poi se nasce s'avversara, poi siamo tetto lungo a Contrebò e mi arrangio anche a fare su canto logo d'oreso anche a poesia a ottavas. E niente, se ho appassionato dei caros amigos, doni adante quando posso, vengo mi fai una marica mutetto su con i amigos. E sapere la nostra cammina di oggi. Beh, sa passione nasce intendendo che in un altro, però sa passione da tenere un ternare a Dio. Perché se non c'è sa passione dentro del nostro, intendendo solo, non può rinascere. Perciò sa passione da tenere a Dio. Però anche una base di lancio, intendendo anche a carico un altro. Sì, mi ricordo quando eravamo 12-13 anni, sono si cantava in barresi. E debbe sempre, intendiamo gente cantando, versatori a chitarra, gente cantando a canzoni. E ci fu qualcuno che mi conosceva e mi indicava un paio con gusto, mi diceva, dai, bene, cantasi una canzone. Ed ero brigungioso, scemo qualcuna cosa. E lo scantiamo qualcuna canzone, però intendiamo come ti cantante a gusto. E mi fa, ma Dio già è riuscito fai su che non ti prendi gusto. E piano piano mi sono inserito un paio con gusto a cantare. Ma da quando eravamo 13-14 anni mi sono già avventurato a cantare con i cantatori per un anno di mimi. E ancora se uso di Aici. Un verso? Francesco a su fianco mio, Geno dubbio de menti sciocca, Francesco a su fianco mio. Francesco a su fianco mio, de gusta splendida picciocca, e de due burusia preferiu. Geno dubbio de menti sciocca, spero che sia preferiu, de due e de gusta splendida picciocca. Ascoltai bene Antioco, commente umili poeta, ascoltai bene Antioco. Ascoltai bene Antioco, può dire una cosa corretta, sommini boli tu fa un uomo.
vivo a Sganauso in una rione dei Carboni, insomma, una frazioncina. Per questo che concerne, insomma, sta lingua sarda, perché sto sempre su sardo, devi cicchino, insomma, se italiano, quando devo questo essere italiano, per me vi era uno peso, insomma, vi era la gruce, per mandare a scuola, quindi vi era uno problemino. Prima di andare a scuola andavamo insomma, in campagna, a trabalhare, mi appassionavo, insomma, mi dedicavo anima e corpo, insomma, la vita mia via questa, universitaria mia, insomma. E poi andare a scuola, insomma, si nanti vinigao sa lingua, piano piano, poi via una bregugia prima, no? Ci via questa mentalità di tenere, non questione di usare, è una bregugia, una questione italiano, insomma, c'erano questi genitori, magari a casa no, insomma, in nome mia no, però ci diventa questo che diventa, insomma, montare con una certa mentalità, non parlare così è vergogna, parla l'italiano, insomma, buonare, no? Abbiamo conosciuto questo tempo, insomma, purtroppo lo sappiamo. Poi senza cantare, insomma, iniziando in questo periodo, faremo riunioni periodiche, ma non di babbo mio, zio mio, iniziando diventa un gruppo, varietà, poi andavo a domo a cena, però via la fine gira, no? Dopo sul traballo, pesati, campana, vari attori, diventa una 10 o 12, insomma, forse si può questo che non cantano. Si riuniamo, poi a domo mio, a domo del babbo, sta a girare chi bene, a domo del zio mio, poi faremo sul giro, poi tornate a cominciare. E varianta, questo divertimento era proprio una passione, e si sfruttia cantando, no? Argomentando, e poi questo argomento cercate di trattare nei limiti, insomma, naturalmente, questa conoscenza, però vi era insomma, abbastanza, diciamo così, sul dialogo vi era spinto, insomma, impegnativo. Via questo che vi era superficiale, invece questo che doveva approfondire, vi era pruso, insomma, era molto. E devo piano piano, quella volta mi ci poneva a fare quella cosa, ma dopo tornava, mi ricordavo i seguenti scantatori in mano, mi ci tornava a gettare in mezzo e poi cominciavo a fare conto mio con i miei amici, insomma, e ahí grocca e tu su attacco un vago de luci e si tu subi grocca si tu subi grocca si assoguno tu conforta da saluci e faccio appello a sudocca ed usattacco un vago de buci e faccio appello a sudocca si assoguno tu conforta da saluci. Sono Miro Caria, nasco a Sganaus, mi piace questo canto, de canto femo pipiu che si chiama a babbo, che andare a cantare in magazzino, che prima altro divertimento, non è che vi sentite troppo, e si riunivano gli anziani e Deo teniamo questa passione. E la musica peccato che mi disaccattavo a mano, una cosa troppo bella, mi piace, però a essi cantatori de parco, eccetera, eccetera, ci indioi, poi iniziavo a mano. E se comunque uno versatore de bando ai festa puro,
scomittauso in vita, tanta Sant'Adi, Portoscuso, Carbonia, eccetera, eccetera. È una cosa che se si senti, un altro peccato è che i spicciocchetti sono giovani, sono ariosi, manco giovani sono dei mimmi e dei noso, che non seguono questa tradizione. Se sono organizzati con l'associazione, il presidente, eccetera, eccetera, de fare questa cosa in scuola, faccio un esempio, in scuola, la volta Bolonai, 600 e più, picciocchettos, ascoltano 2 o 3 si vogliono in testa appassionati e quindi due spiscausi di questo gruppo di scuole, eccetera, eccetera, può seguire questa tradizione che esti scarescenti è un peccato a scaresci questa cosa, quindi carico una cosa da di più fai. Questa iniziativa di oggi è una cosa importantissima proprio. D'Antaviri, non c'è un Carbonia o i Susulci, non c'è all'ompere sa televisione, sa radio, è una cosa bella, mera, con sa volontà di non da fai finire. S'amicizia si te può esprimere in questo canto che non pare vero. S'amicizia si te può esprimere s'amicizia si te può esprimere, si gusto cuore e sincero, te utengo vago cose dimmi. In gusto canto che non pari vero, Deu tengo vago cosa te dimmi, si gusto cuore e sincero. Già appassionato del suo canto Lusardo, David Ticchedu, e poi sto cercando di portare in avanti questa cosa, questa è una cosa che mi piace troppo. Per non perdere questa tradizione antica, sto cercando di mandare in avanti questa cosa. Che è possibile da seguire. Ha pagato questo gruppo, una cosa che mi ha fatto bene, una cosa bella che è tutta gente in mano, già già che scegli questa cosa di questo cantino e ci causa da seguire. E abbiamo sono vago come andare innanzi, sì? Per questa bella cosa, per questa bella tradizione sarda. Comunque mi ha fatto piacere a mi fare questa intervista e abbiamo sono vago per usare innanzi, sì? Commentare per questa cosa. Va bene, si saluto, altra volta. So.
aici. Da parregala una bella rosa, parli chi funzioni di aici, in suo mondo donia cosa. Minanta u coserra, se ho desganausu, ha iniziato a questo canto, povazioni, dato che cantava babbo mio, zietto mio, tutta sa parentela nareusu, desganausu, che prima noi, ogni sabato, ogni domingo praticamente vi era una festa, babbo nostro e zietto nostro. Sì, praticamente come ti chiesi seguendo questa tradizione, nareusu. Una tradizione per noi buona e bella. Si impara prima di tutto a fare questa lingua sarda, che praticamente è abbandonata nelle scuole, non diffuono, per nulla. Sì che per noi questo canto sardo è proprio una cosa troppo bella. Prima di tutto che aggrega questa gente, aggrega poi vai per amicizia, te si conosce gente nuova, poi se uso un paio con fratelli miei so te, Aldo, Antonello, andavo giravo praticamente tutti i campi d'anno, andavo a ascoltare cantare, cantatori, professionisti, cantatori bravi, se fai piacere su un tende, lo ascoltai. Tengo sempre in mente questo, che quando cantante, devo picciocchiere, mettermi 7-8 anni, 9 anni, cantante anche babbo, un domo del babbo, nareuso, e il babbo suona la chitarra. Devo andare a palla di isso e cerchiamo di scordare la chitarra. Come cantante devo andare con i scordi, con i scrasi e scordiamo la chitarra. Sapremo specialmente mi cantino nareuso. Questo mi ricordo, ogni volta ci dobbiamo. Dobbiamo andare per gioco nareuso, devono i piedi, no. Però fui sempre in mezzo dei cantatori, quando tanto diventa sempre in domo, altro luogo non andaste. E era una bella ricordo questo, ma ricordo sempre. E ho tentato, no, a volta fu bene noi ascoltare, picciocco, 18, 20 anni, 22 anni. Si sono appassionato, sono ascoltato bene, però la gatta è troppo difficile e non credo che si appassioni, non comprendi come è concepito il mutetto, come è formato. Se non c'è qualcuno che ti insegna una scuola, qualcuno esperto già, devi fai comprendere come si forma il suo canto. Il suo canto o a due spese o a 8 vesi. Cioè sempre qualcuno che ti inquadri. Ma quasi ora ti appassionai pure. Però c'era vuole una scuola ti insegni. Ma ricordo a picciochetto e mi imparavo una bella canzone, ma ricordo a picciochetto. Francisco Denis a regioni, caso gue comandau de su jorvedo. Temo imparare una bella canzone, caso che comandau de su jorvedo. O Francesco Denis a regioni. Nome mio sono Mario Vori, adesso Mueccia, sempre parte a Carbone come comune. A me sa vira mia, De Piccioccheddu,
ho cominciato a fare anche un verso di Aici, ma poi ho detto urgenza di andare fuori, io stavo 7 anni già in Germania e sì che dopo abbandonato questo tipo di canto è stato duro. Poi se rientravo mi sono fatto sposo con Iao e il cantatore chi lo seguiva. Però che succede? Dopo che sono andato in pensione a 60 anni, i colleghi mica mi cominciarono a su barca addirittura. E alcuni mi cominciavo a piacere di Brusa, poi partecipavo a feste in parco, a Mero de Zogos, a Cortoviana, a Iglesias, a andare a cantare, a tengo fatta, non so belli c'era pure, non so di ogni maniera. E di ahí ci sono seguendo, ora teniamo questo cosa me no, ci sta cenando, si veniva a usare noi e ci passava su una ricetta. E si diverteva, come ti volevo, ognuno ha la sua, però sta a verità che sono stato appassionato con questo canto. Peccato che non l'ho più frequentato da quando famo ancora giovanotto, ma a 26 anni ho abbandonato tutto. E sì che una volta entrato in famiglia già pensavo di andare a cantare, e si canta anche una volta di 10 tra mano, non l'ho più seguito proprio. Però è dei boffi diventa anche una cosa, purtroppo su tempo si è passato, a cominciare non fai pruso, tengo già una certa età e sì che no, non viene bene. Vivo in una frazione, nasco se nasce a Castello, sono fortunato pure. Però vivo sempre in una frazione, a Teso di Bacquaggio, a Teso di Carbone, a Teso di Cortoviana, e come è andato? Quando scappava a pe a 18 anni, e tu si che cantatori, i cantanti di Areo, questo antico, Giovanni Broia, Rio, Farci e tutto abbastanza di si che, e mi piaceva ascoltare, però dopo non ha pagato più traballo, no, ci mi ha rovinato, sono messo emigrato, devo abbandonare tutto, da 26 anni a 60 anni. Non vorrei frequentare i Bruce perché era impossibile, non ho fatto. E poi tornare a 60 anni non era di cominciare a cantare. Però, questa particella mia riesco a dimostrare che ci riesco. E di ahí su tempo ci è passato. E chi conosco devo commettere se un oso, altro non ne parlava, chi ne una cosa, chi ne s'altra, è l'unico della zona mia, ci via cesti, tornare, che cantava Piero e Venus, altro stavo con Brioccia, ero attento a questo incidente, se ne andavo. E basta, no? In zona mia proprio non mi esito, una frazione che no, però quando canto con i scaltro su competenti che mi perdonerà. Quando canto mi scaltro quando canto mi scaltro a me chi mi tornerà in te si torna una volta in saltro competenti ci perdonerà si torna una volta in saltro a me chi mi tornerà.
Seu Antonello Serra, de Garbonia, vivo a Sganauso, una frazione di Garbonia. Questionando dessa poesia, del suo canto sardo, è una passione che in me nasce praticamente da Viciochedo, che in domo mia ci vianta parentesi e in particolare babbo mio che è un manno appassionato ai cantatori puro, per cui sono stato coinvolto in questo ramo poetico. E poi vengo di strada, mi sono reso conto che aveva si è sviluppata in me questa passione in manna, e piano piano ma posso comprendere che vi è un patrimonio umano nostro, questa terra nostra, e fendi voi conoscenza, girando in un di locus, e uso appurau che questa Sardegna è terra di poetas, è una terra ricca in questo ramo, e è un peccato che oggi è un maghedo trascurato, un maghedo andando in declino, questo patrimonio che per me i poetas in Sardegna sono gli eroi di questa terra nostra, poeta anti sempre difendiu e onorau sa Sardegna, e quindi è un peccato che si depiti praticamente l'assai, un paghetto trascurare in questo modo. Uno particolare che posso osservare è che io ritengo me da responsabile di questa incuria i politici nostri, in generale, della Sardegna, poi in tutte le manifestazioni, in tutti gli avvenimenti importanti, e uso a posso osservare che durante la precedenza a spettacoli che con questa storia nostra non tiene di nulla di bere, e questo è un male in mano. Mancai isso tenenti conto che il poeta non prende di questa razza di gente, però si deve tenere conto di che rappresenta da questa terra nostra una gara poetica, non deve tenere troppo in considerazione sul numero dei ascoltatori che hanno da Mengoni. Ecco, questo è forse sì, però un altro motivo di questo trascuratezza, di questo tramonto, speravo che non ci sia da questo tramonto, secondo me è poeta che sa gente sarda si rende sempre più spago conto che su sardo è una lingua nostra, non si rende conto che la Sardegna è uno stato nostro, che secondo me come storia, come cultura, come identità di questa lingua eccetera, con l'Italia non tiene nulla di bere, e quindi forse si sardo su questo diventa comprendio, noi siamo a questo punto. Ecco, questo è se mi rammarico mera poeta ritengo che questa poesia sia da suo cardine principale della nostra identità e della nostra storia. Io praticamente mi sono agattato coinvolto in varie gare poetiche, quando mi sono agattato cantando, diciamo, manticonotto poetas in particolare danesi e neodanesi, che poi mi hanno invitato, un capitano a cantare in vari luoghi, e poi piano piano si riesce a fare una vaga gara poetica, se non merita poi in rivalità si non fianta vago, su commenti poi pure che ci siano, e me da Bruce de prima, quindi si narra che un novello ad inserire in suo campo non fia d'altro che ostacolai su posto dei senatori di questa poesia. Ecco, questo c'è sempre stato, e quindi fia valido per noi solo. E poi si presenta in palco io per uno spiraglio di carriera, bisogna che uno sia ben preparato. Poi si è andato in palco, sicuramente si è andato a improvvisare in suo palco, non si è andato a cantare canzoni, quindi se uno non è ben preparato in suo palco succede che si esce a su 50%, ne cala da su 20%, e si insciacata a male. E questo parla di un'impronta che non si cancella da quei ascoltatori che c'è avuto. Gusto esti
fosse intervista chi si riserva da questa esti sa parte sovrana. Questa esti sa parte sovrana, todo tu gusto chi sa vista osserva, esti sa conoscenza brusmana. Fosse intervista a chi si riserva da esti sa conoscenza brusmana. Por tu gusto chi sa vista osserva. Io sono Guglielmo Manca. Io sono Guglielmo Manca, de Masainas. E tengo una passione di questo canto, di canto che so credo. E tuttora faccio su chi posso, mi diverto e questa passione mia è questa. E spero che viva a lungo questa poesia sarda deve sfruttare sempre e deve migliorare se possibile. Ed io andiamo quando vi so chiedo a questa buona amica Sant'Oni Cario, che è su cantante, a Sant'Anaresi, ai Mericedus, ed è questa passione che fu parente mio pure, questa passione da cominciare a piegare dei guni. E quando andato dai feste, da Santa Maria, Santa Rega, all'Aconi, devo tra la lera cominciamo, da Masaina c'era Camamonias, a sta torrare attaccare, Denia, Frizza San Masaina. E questo fu divertimento. E tuttora lo porto su sangue. E spero, ripeto, su voi che non prima, che la possa sfruttare ancora loro. Pai mi userà più. Pai mi userà più, triste che tu manca sa luce e soguro, e sto obbligato a andare a saprà più. E stamattina dai bello gioco su, giuro che andai a saprà più, triste che tu manca sa luce e gioco su. Sono Fernando Mesi di Carbonia e ho cominciato a 20 anni con i cantatori sardos, con i cantatori campidanesi e sulcitanos, a suonare la chitarra. No, questa babbo mio, questa passione di suonare a Sazarda, questa chitarra. Poi abbiamo cominciato a italiana, veramente. Teniamo 6-7 anni che ho cominciato a suonare questa chitarra, questa babbo mio suona questa chitarra, però da italiana. Siamo in continenti, poi sono tornato in Sardegna, poi ho fatto amicizia con i cantatori in mano, però adesso, Sulcis e adesso Compitano, vero, con magia, con cantatori in mano, Monci, Montibruso, Crisione, tanti cantatori. Beh, cambiamo mera, poi io so questa cosa, i giovani di oggi non c'è in Tibrusa questa passione sul canto sardo. Quindi io si alleniamo, infatti traballavo in miniera, verso Vallegnami, in miniera pure traballavo con 40 anni in miniera, però verso Vallegnami. Però in domo di piacere a fare questa cosa, c'è questa chitarra a Sazarda di piacere troppo. Mi ricordo che si comprava su compensato, su Alina, ci su mare, gli schiavetti, che vi appassionavo adesso sul canto sardo e ecco, e ci impara a fare questa chitarra, impara pure a suonare, cioè imparare a suonare. Però di piacere da fare questa chitarra, no? A modo suo.
capito? Infatti, no, non cambiato, devo sono una italiana, abbiamo un complesso pure, dove sono nendi, e abbiamo un complesso di Oristani, questa zona di Oristani, quelli gli scorpioni, in italiano, scusate, gli scorpioni. Poi succede che devo di noi, facciamo in una scuola Muraroli, no? A Santa Giusta, e ho fatto su corso e mi sono tornato a Milano. Si perdo chitarra, perdo tutto. Teniamo una Fender che costava 100.000, no, un milione, no 100.000, 1 milione in lire. Mi da comprare a un ingegnere che gli piaceva, io sono a Sapianolla, e gli piaceva come sono a Modeo. E andai a Castello e mi ho comprato questa chitarra. Appena quando sono cantaroli, cominciavo a suonare, prima cantaroli come te dilettanti, ecco. E poi in base al suo canto che diventa a gusto, devo andare avanti. E sono, ma tu mi conosci, dopo 50 anni che sono questa chitarra. Buonasera a tutti, sono Patrizia. A me piace suonare questa chitarra, poi cominciavo un anno fa. E niente, sono appassionata ai cantatori. E ora sono entrata in questo giro. E poi tengo su vicino con chi cantano e quindi vorremmo suonare di pure un po' così, come compagnia di gusto, ecco. Ma devo non me ne femmine, siccome ti cacciano i punti pago, devo provare a su mancus. Devo provare con questa chitarra. Me la piace a cantare, ma poi ancora non riuscivo. Spettatori, chi tu mereci di suo primo posto, po' contenta i solo di ogni spettatori, ho io fatto su me lo nostro.